Buon pomeriggio amici e amiche amanti del calcio giovanile. Oggi la 16ª giornata del campionato giovanisti provinciale Girone B ci offre lo scontro tra Borgo Nuovo e Academy Ribolla, un po' più compassati qui. Ottimo il dribbling da parte di Cina, fa una grande giocata col doppio passo. Cina vuole calciare e poi viene raddoppiato, anzi triplicato, poi ci prova ganci da fuori e poi con uno stile non impeccabile ma comunque ottimo. Buona per Dominici, col sinistro, palla gettata via in avanti, cercare Proietti ma in netto vantaggio. C'è Puisi che sbaglia, il tocca all'indietro, ci crede Proietti che calcia verso la porta, soltanto esterno della rete. Torno Zuccaro per il contrasto di Cina, ottimo qui, puntualissimo sul pallone, vuole i compagni. Ganci prova a girarsi, allarga il gioco, Ricotta la controlla col sinistro, guarda la porta, ci prova Ricotta e poi la parata che si distende perfettamente Pace. Maniaci cerca i compagni al centro, sbuca Matraci di testa, poi allontana Ricotta, la scivolata molto dura di Sheikhoud e poi calcia verso la porta. Visto anche il numero che porta, il numero 9 per Maniaci. Intanto grande giocata di tecnica, scivola, riesce comunque a passare il pallone ai compagni. Cina vuole calciare verso la porta, Pace, poi in due tempi, le mani belli e poi il gol da parte di Riera che sbuca come un fantasma e fa il gol dell'1-0, la sblocca Riera, punta tutti, Riera si allunga la palla, poi allontana la sfera Presti Giacomo, Ganci la controlla, allarga il gioco, Ricotta, buona qui la palla per Maniaci che sguscia via Maniaci, poi Pace fa un grande miracolo e salva i suoi. Ma Ricotta credo non abbia timore di calciare perché la sta guardando. Va Ricotta col sinistro! Perfetto! La rete di Ricotta che sutta con i compagni e fa il gol dello 0-2. Grande pennellata su punizione. Con saggezza torna Tito da Felice con Mancino. Adesso Cina, adesso sinistro da urlo per Cina che allarga il gioco, vede Ricotta, buono qui il suo gancio, Ricotta col sinistro calcia! Ed è una perla assoluta di Ricotta che fa il gol dello 0-3 proprio nei minuti finali di questo primo tempo. Secondo posto Sant'Ernesto, primo invece per l'Academy Ribolla. Ma anche lì è arrivata una grande vittoria in trasferta per l'Academy Ribolla. Poi è battuta in avanti e poi dentro il gol, perfetto! Con Di Loreto che prende una traiettoria impressionante, batte anche Inzerillo e Iascura. E fascia da capitano, ecco cosa, manca forse anche il capello biondo anche. La bara con il destro, la calcia, Inzerillo questa volta addirittura la blocca, forse quasi a sfidare i suoi avversari. Scambio di testa, Ricotta, poi Mazzola, ottima sua giocata, poi Cina guarda la porta, può calciare Cina e non trova la porta ma ci ha provato il numero 8 che forse nella vita. Mazzola è un 3 contro 1, Mazzola allarga il gioco, c'è Scambri che la controlla all'interno dell'area di rigore, Scambri cerca i compagni al centro, cerca la porta, palla rimane ancora lì e poi Motisi non arriva sul facile tap-in e si salva con il Borgo Nuovo. Zuccaro, buona qui la sua giocata, poi il break fermato da Ganci, Motisi la tocca, poi calcia al volo! Una perla assoluta di Motisi che ci è andato vicino già qualche minuto fa con una giocata molto simile. Quella volta non aveva trovato la porta, questa volta sì, era una grande palla quella di Mazzola che sulla fascia destra sta dando veramente tanto pericolo. Poi Tarantino, cross ancora al centro dei compagni, buca Cina, dove passi, poi Pace dice di no, questa volta il numero 8. Poi la conclusione di Mazzola, murata da Di Loreto, tocca nemmeno nessuno dell'Academy Ribolla. Arriva adesso Tarantino sulla fascia sinistra, puntualissimo, e poi anche il gol per lui, fa il gol numero 5 della partita dell'Academy Ribolla, chiaramente. Poi l'esultanza forse anche verso di noi, vediamo, infatti arriva proprio verso di noi, forse un piccolo recupero magari, giusto l'interruzione del gol, poi intanto sbaglia tutto, Mazzola capisce benissimo e calcia verso la porta, gol anche per lui, 1-6 e sale a quota 14 in campionato. Che ha bene Mazzola che entra dalla panchina, di ritorno qui Mazzola, il compagno non lo ha servito, ha cercato invece la porta e con questa azione finisce anche la partita perché vince l'Academy Ribolla e convince soprattutto con il risultato di 6-1 qui